Benvenuti allora a questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che come vedete ha un layout diverso perché in tempo di coronavirus anche noi ci adattiamo. Allora vedete gli ospiti a questo punto non saranno più e non sono più in studio con noi, ma sono via Skype collegati. Vedete già nell'immagine il dottor Diego Tomasi che è del Creavit di Conegliano, è un esperto molto importante del settore vitivinicolo e dà una mano a Veneto Agricoltura anche per quanto riguarda il trittico vitivinicolo che è già definito, sperando che appunto questa emergenza termini per il giorno 11 di giugno proprio a Conegliano. Allora, dottor Tomasi, noi siamo tutti preoccupati per questa emergenza, volevamo capire anche per il mondo soprattutto del vino vitivinicolo quanto sta incidendo appunto questo momento di difficoltà. Il mondo addirittura il mondo vitivinicolo ha lanciato un hashtag "La vigna non si ferma", quindi allora qual è la situazione nelle aziende in questo momento? Sì, intanto buongiorno a tutti. Effettivamente questa situazione ci sta anche facendo impratichire un po' meglio con questi nuovi sistemi di comunicazione che effettivamente sono utilissimi e penso che li sfrutteremo poi anche in futuro. È giustissimo, la vigna non si ferma, lo possiamo vedere da due punti di vista, nel senso che il vigneto è assolutamente insensibile a quello che sta succedendo, come tutto il mondo vegetale, per cui stiamo già avendo i primi segnali della primavera che sta arrivando. Nelle esposizioni migliori per le varietà più precoci già le gemme cominciano un po' a gonfiarsi, segnale che la primavera sta arrivando e quindi la vite sta riprendendo il suo normale ciclo annuale. Diverso invece è se ragioniamo su tutti i lavori che il vigneto ha richiesto in questi ultimi mesi, ed effettivamente diciamo che la situazione è abbastanza confortante, nel senso che dato il bel tempo che c'è stato da novembre fino ad oggi, intendo dire l'assenza di precipitazioni, tutti quanti i lavori di potatura sono stati eseguiti nei tempi corretti. Direi che ormai siamo giunti proprio nelle fasi finali. Andando in giro pochi sono i vigneti che ancora sono da potare, ma direi che insomma nelle prossime 2 o 3 settimane questo lavoro viene terminato, per cui fino a questo momento diciamo che questo stato così purtroppo di allerta non ha assolutamente inciso su quello che è stato il lavoro invernale nel vigneto, anche perché potare la vite non richiede assembramento di persone, le persone possono essere disposte anche una su un filare, una su un'altra, abbastanza lontano dall'altra, per cui direi che per il momento nei due aspetti che possiamo pensare nella vigna non si ferma, sia quello dicevamo prima biologico e quello anche poi operativo, non ci sono ripercussioni negative fino a questo momento. Bene, però nel frattempo invece ci sono ripercussioni sui mercati, diciamo noi che e soprattutto il mercato interno è fermo, c'è un bel report di Wine Meridian da questo punto di vista, mentre invece sui mercati internazionali diciamo il vino ancora sta facendo la sua normale corsa e speriamo che il vino italiano in qualche maniera abbia di nuovo la possibilità di ripetere le performance dell'anno scorso. Però intanto il Provine e il Vinitaly sono stati rinviati e quindi vediamo poi le date quali saranno. Sicuramente il Vinitaly si dovrebbe tenere nella seconda metà di giugno. Ecco, allora lei che cosa pensa da questo punto di vista? Non posso che condividere appieno la decisione di rinviare questi due eventi importanti. Queste fiere fanno stare assieme migliaia e migliaia di persone, per cui direi che insomma era stata la decisione più corretta, tant'è vero che si è presa già subito ai primi sintomi della gravità della situazione. Queste due fiere sono state posticipate, ma poi anche perché credo che queste manifestazioni significano anche mercato, per cui come si può affrontare un mercato in un momento così fluido, così confuso anche, per cui posticiparle ai mesi futuri vorrà dire anche poter ragionare dal punto di vista mercantile anche proprio a bocce ferme, come si suol dire, quindi con mercati forse un po' più stabili, con una situazione che si sta riprendendo, a cui credo quindi che assolutamente decisione da condividere per un qualcosa che si dovrà vedere e che dovrà
spero insomma ripartire nel giro di pochi mesi, e quindi ecco che anche i mercati potranno avere degli elementi più certi su cui muoversi. Ecco. Per cui nessuno in questo momento sta rimpiangendo il problema di Italy, su questo credo di essere portavoce di tutti. Allora andiamo un po' velocemente verso la conclusione, però allora questa situazione sicuramente perdurerà per un altro paio di mesi almeno, speriamo finisca subito, ma questa è in teoria la previsione dei tecnici. Allora in campo e in cantina che ripercussioni avremo? Beh, certamente noi speriamo insomma, che la situazione deve assolutamente andare verso la soluzione, almeno per quanto riguarda il vigneto e le attività che devono fare in vigneto, almeno per la metà di aprile, fine aprile come massimo, noi dovremo avere. Speriamo di poter avere una situazione che ormai si sta stabilizzando, sta andando verso la soluzione. Questo perché se è vero che in ogni trattore c'è una sola persona per cui i lavori possono essere fatti, ma però sappiamo anche che nel momento in cui i lavori di campagna partono richiedono un grande spostamento di grande persone nei punti vendita, approvvigionamento di materie prime, presenza di persone costanti nel vigneto, perché adesso la potatura ha richiesto magari 100 ore ettaro, ma dopo le operazioni vanno fatte ogni settimana e anche magari più volte alla settimana. Per cui diciamo che il vigneto adesso può essere gestito senza difficoltà ancora per un mese, forse anche 5-6 settimane, dipende un po' dal momento del germogliamento. Dopodiché i viticoltori dovrebbero poter avere via libera per poter gestire il vigneto come di consueto. Insomma, ecco, questo è. Insomma, fino al 20 di aprile possiamo attendere le decisioni e attendere gli eventi. Dottor Tomasi, l'ultima domanda un po' curiosa, ma voglio dire, quello che sta accadendo all'uomo può accadere anche alla vite, chiaramente non con il coronavirus, ma con malattie simili, ricordiamo poi, voglio dire, la filossera e tutte le altre malattie che sono arrivate in questi ultimi 150 anni. Questa è una domanda che fa riflettere. Cioè, i grandi sconvolgimenti che si sono avuti in viticoltura si sono avuti per due motivi. Uno sono i cambiamenti climatici, quindi nel Medioevo si coltivava la vite fin quasi a metà dell'Inghilterra o a Berlino, e poi adesso non si coltiva più. E quindi l'altro motivo che può portare perturbazioni sono proprio le malattie. Quindi ecco, già ricordavi Filossera, Oidio, Peronospora, ma pensiamo anche alla cicalina maculata che è arrivata nel 2014, l'Erasmoneura vulnerata, oppure pensiamo alla cimice asiatica, pensiamo quest'anno ho visto 2 attacchi di coleottero giapponese, la pupilla japonica, veramente importanti da vedere, impressionanti da vedere. Per cui direi che è importante segnalare sempre qualsiasi piccola cosa strana che si vede nel vigneto. Pensate anche al virus del Pinot Grigio, ci ha fatto preoccupare non poco, per fortuna è una situazione che si sta stabilizzando, è una situazione che non preoccupa, però voglio dire, ogni piccolo cambiamento va immediatamente segnalato, perché come questo coronavirus ha fatto il salto di specie dal pipistrello all'uomo, nulla cambia che qualcosa possa accadere anche al vigneto. Il nostro Veneto, così impegnato in questa cultura, rischierebbe più di altri. Per cui cioè, questi eventi ci fanno riflettere, ci portano addietro nel tempo a ripensare a quanto è successo nel passato, e quindi direi sempre molta attenzione. Grazie allora al dottor Diego Tomasi che era collegato con noi da Conegliano, ma ci colleghiamo con Mestre, con la sede regionale della Coldiretti, dove c'è Pier Andrea Odorizzi, che è responsabile economico della Coldiretti Veneto, al quale invece vogliamo chiedere qual è un po' la situazione per tutto il settore agroalimentare, perché abbiamo per esempio visto che l'assessore Pan ha fatto una nota al ministro Bellanova dicendo guarda che per esempio sugli asparagi avremo dei problemi, ma ci sono problemi anche per il floro-vivaistico, ci sono problemi per l'ortofrutta, ci sono problemi dappertutto. Odorizzi, allora? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Allora la situazione è un po' così molto dinamica. Allora partiamo da una situazione in cui abbiamo visto sparire prima i turisti, che rappresentano comunque, seppur indirettamente, una fetta importante del consumo di prodotti agricoli veneti, che già avevamo stimato una cinquantina di milioni per ogni mese che mancheranno i soli turisti.
A questo poi si aggiungono tutte le conseguenze che si stanno verificando in questi giorni. Perché è un po' controversa la cosa? Perché da una parte abbiamo che il blocco adesso della ristorazione, che si è aggiunto quindi al blocco di turisti, e comporta delle modifiche di comportamenti delle persone, perché certo se prima, cioè, se prima cenavo al ristorante, adesso ceno a casa, quindi si è azzerato di fatto il canale degli ordini dell'hotellerie, dell'Horeca, insomma, a vantaggio per quelli che sono le spese al supermercato, quindi alla GDO. Quindi notiamo che per quelle filiere o per quelle strutture, quei fornitori in grado di fornire la GDO che riusciranno a spostare magari quella diminuzione che hanno dalla ristorazione, riusciranno a spostare sulla GDO, chi invece viveva solo sull'Horeca, sulla ristorazione, quindi ha dei seri problemi perché ha di fatto un azzeramento e su questo settore, in particolare sul settore del vino, si inseriscono molte delle nostre aziende, piccole aziende magari verticali che passano dalla produzione dell'uva fino alla produzione della bottiglia e che fornivano un ristorante e che di fatto hanno in questo momento un rallentamento molto, molto forte e sostenuto. E poi penso anche agli agriturismi a questo punto, i quali non possono neanche fare, scusami, i quali non possono neanche fare attività per asporto. Assolutamente, infatti, in questo momento il blocco degli agriturismi e comunque delle attività connesse tipo le fattorie didattiche comporta un'altra decina di milioni al mese di perdita per il settore, che appunto si sommano e su tutte piccole somme, piccole insomma neanche tanto somme, che alla fine temiamo possano dare dei risultati preoccupanti. Al momento, ripeto, il settore magari visto macroeconomicamente, diciamo, in qualche maniera tiene perché la GDO sta chiedendo molto prodotto, pur con quegli effetti collaterali che vi ho detto prima, perché cosa succede? Magari chi faceva prodotti freschi tipo le mozzarelle, chi fa insomma, prodotti freschi tipo mozzarelle, o comunque parlo adesso del settore latte, e si ritrova, se aveva solo quella specializzazione lì, ad avere delle difficoltà e chi forniva quel trasformatore lì ovviamente a sua volta va in difficoltà. Si stanno creando dei fenomeni speculativi purtroppo su questo, perché il produttore che deve comunque vendere il proprio latte alle volte si vede costretto a svenderlo pur di farlo uscire dalla propria azienda. Temiamo, speriamo che siano solo pochi focolai, in questo caso di speculazione, e che non siano poi la normalità. Odorizzi, per chiudere, allora quindi mantenere la calma e seguire quello che ci dicono le autorità. Assolutamente sì, e ci auspichiamo sì, che nel rispetto di quello che dirà la scienza, nelle ipotetiche prossime misure che potrebbero essere prese, che la filiera agroalimentare deve rimanere attiva in tutte le sue forme, perché altrimenti se non riusciamo a fornire poi i supermercati, allora sì che si innescano poi fenomeni di psicosi, insomma, nel vedere banchi vuoti. Quindi manteniamo la calma certamente, noi responsabilmente seguiamo queste prescrizioni e teniamo conto che però tutto il sistema deve funzionare affinché la calma rimanga. Grazie quindi allora a Pierandrea Odorizzi, grazie a Diego Tomasi per questa puntata straordinaria di Radio Veneto di Cultura innovativa proprio a causa ecco, del coronavirus. Mimo Vita vi saluta, l'appuntamento è alle prossime puntate.